La terza azione dell'iniziativa temporanea si chiama recuperare. Ma recuperare che cosa? Affresco che reca infatti una data molto chiara sul basamento che regge il trono della Vergine ed è 1496. Siamo dunque negli anni in cui Giorgione comincia la sua straordinaria avventura pittorica. Questo affresco, che presenta una prospettiva piuttosto empirica, viene individuato dal signor Mario Beraldo nel 1962, da quanto si raccoglie nelle testimonianze orali, ma noi sappiamo, grazie ai documenti di sovrintendenza, che in realtà questa riscoperta dell'affresco risale a perlomeno un anno prima, 1961, dal momento che già nel 61 la notizia di questo affresco non visibile trapela sulla stampa e raggiunge la soprintendenza ai monumenti di Venezia, che effettua un sopralluogo e che il 26 ottobre 1961, per il tramite del soprintendente Mario Guiotto, indirizza una nota al presidente della Banca Popolare di Castelfranco, il conte Valperto degli Azzoni. Questa nota evidenzia il notevole interesse artistico di quest'opera, stigmatizza la reticenza della banca nell'aver segnalato per tempo l'esistenza di questo affresco e invita infine la banca ad assumere le richieste misure precauzionali per la tutela di questo affresco. La risposta della banca non si fa attendere. Il 31 ottobre, pochissimi giorni dopo, la banca deplora la stampa scandalistica, sempre pronta a, come si può dire, a infangare ogni cosa, e dice che l'affresco era noto da tempo, ben visibile e al sicuro. Tuttavia, molto opportunamente, la risposta della banca porta già all'attenzione l'eventualità di procedere a uno stacco dell'affresco per riporlo in luogo maggiormente visibile ai visitatori del palazzo e di affidare questo stacco al bravissimo e noto restauratore trevigiano Mario Botter. 4 mesi dopo, il 21 febbraio 1962, la soprintendenza autorizza lo stacco dell'affresco e conferma l'affidamento del lavoro al restauratore Botter. Qui dobbiamo fare una breve digressione per capire dove esattamente si trovava questo affresco. Per saperlo occorre tenere presente le risultanze del restauro di Palazzo Soranzo Novello effettuato nel 1979, poco dopo, e considerare come questo palazzo, alla data, nell'epoca diciamo così, corrispondente all'esecuzione di questo affresco, che è il 1496, si presentasse molto diverso dall'assetto attuale. Lo abbiamo già detto in una nostra precedente conversazione. A tardo 400, inizio 500, l'assetto di Palazzo Soranzo è quello di un palazzo rinascimentale, la cui facciata, rivolta verso le mura di Castelfranco, presenta un portico molto alto, molto slanciato, grosso modo il doppio degli attuali portici prospicienti al corso. Ora, in questo sottoportico rinascimentale slanciatissimo, sul muro che chiudeva la proprietà immobiliare di Palazzo Soranzo Novello verso nord, e perciò con la faccia rivolta a sud, stava l'affresco Sacra Conversazione. Era quindi un'opera di carattere devozionale posta all'esterno del palazzo e quindi rivolta a beneficio del passante. Lì l'opera poté restare per quasi tutta l'età moderna, poiché soltanto all'inizio del Settecento, o per meglio dire nella prima metà del Settecento, quando Palazzo Soranzo Novello subì una radicale ristrutturazione, gli archi rinascimentali, al vertice dei quali stava questo affresco, vennero ribassati e perciò la parte sommitale del sottoportico, affresco Sacra Conversazione compreso, venne assorbita
all'interno dello spazio residenziale del palazzo e così scomparve alla vista. Scomparve alla vista del pubblico e lì rimase fino al 1961-1962, allorché l'ottimo signor Mario Beraldo individuò questo affresco e ritenne che fosse il caso di in qualche modo ripresentarlo alla cittadinanza. Ora, ragioniamo un attimo di questo affresco, dei motivi per cui quest'opera è importante. Perché è importante? Cosa sappiamo del suo autore? Perché venne eseguita proprio lì e da chi e quando e con quale committenza? Ora, non tutte le risposte ora possono essere offerte con certezza, ma proviamo ad addentrarci un po' nella storia di questo affresco. Il primo studio, come si può dire, completo di segnalazione di questo lavoro è del 1965 ed è dovuto allo storico dell'arte Giampaolo Bordignon Favero. Quest'ultimo collega strettamente l'opera alla ristrutturazione rinascimentale di Palazzo Soranzo Novello, cioè egli ritiene che la ristrutturazione effettuata sul finire del 400 di Palazzo Soranzo Novello abbia comportato anche l'esecuzione di questa opera devozionale esterna. Di conseguenza egli è propenso a collegare la committenza ai fratelli Novello che proprio nel Giacomo e Nicolò, che alla fine del 400 erano proprietari del palazzo e avevano effettuato una straordinaria ristrutturazione. Oltre a questo, Giampaolo Bordignon Favero accosta l'opera al coevo cantiere di restauro del convento francescano Castelfranco Veneto di Sant'Antonio Abate e con questo spiegherebbe il perché della presenza di questo santo nella Sacra Conversazione. Non solo, riscontra, come tutti sappiamo, la natura taumaturgica di Sant'Antonio Abate, ossia il fatto che Sant'Antonio Abate è uno dei santi normalmente invocati nei periodi di peste. Oltre che essere il grande protettore degli animali, è anche un santo taumaturgo e quindi viene associato sia alla vicinanza topografica a Palazzo Soranzo Novello dell'antico ospedale di San Giacomo, sia al fatto che su Palazzo Soranzo Novello c'è una lapide datata 1505 che ricorda una trascorsa ma non remotissima peste che aveva colpito la città. Quindi tutto questo potrebbe veramente riferirsi al contesto genetico di questa Sacra Conversazione. Per quanto riguarda l'attribuzione, Giampaolo Bordignon Favero è propenso a individuare, questo lo farà un po' più avanti nel 1981, il presunto autore, che rimane anonimo, di questo affresco in Girolamo da Treviso il Vecchio. Egli riscontra infatti delle analogie compositive con una pala già nella chiesa di San Salvatore a Susegana e ora presso le gallerie dell'Accademia di Venezia, che effettivamente qualche cosa in comune con il nostro affresco da recuperare effettivamente ha. Questa è una spiegazione. Altre spiegazioni invece più recenti sono state avanzate da Elia Bordignon Favero, così come da una giovane laureanda, Chiara Busolin, che individuano un altro percorso attributivo molto fertile, io credo, da sviluppare. Innanzitutto si riscontra una qualche vaga derivazione dell'assetto compositivo del nostro affresco dal modello della mantegnesca pala di San Zeno. Infatti l'inquadratura architettonica è esattamente di quella tipologia, risente di quel modello. Quindi, come ho già detto, la presenza di questi colonne con capitelli di ordine composito, il soffitto a lacunari di gusto vorrei dire romano, archeologico, che potrebbe peraltro connettersi a due cose. Innanzitutto al fatto che la facciata rinascimentale di Palazzo Soranzo Novello poteva benissimo avere quell'assetto, diciamo, alla lombardesca,
quindi estremamente pulito, classicheggianti, con candelabri, delfini, specchiature, motivi fitomorfi, tipico del gusto romano e del gusto archeologico che da Mantegna in poi permea un po' la pittura di area veneta. E anche, secondo elemento, il fatto che a Palazzo Soranzo Novello, a chiave dell'arco d'ingresso del portone principale, c'era pur sempre una testa scolpita di età imperiale del I secolo d.C. che purtroppo ad oggi risulta perduta. Ora, questo nostro affresco può essere associato alla scuola figurativa dei Muranesi, secondo il professore Elia Bordiglion Favero, e quindi a quella scuola che ha i propri protagonisti più noti, senz'altro nei Vivarini, Antonio, Bartolomeo, Alvise e poi anche Giovanni d'Alemagna, ma anche un nome che con Castelfranco è legato a doppio filo e che è veramente ancora tutto da studiare per quel che riguarda il rapporto con Castelfranco, che è il pittore Andrea da Murano. Infatti, un'analisi iconografica del nostro affresco porta a riscontrare veramente in alcuni dettagli soprattutto, alcune analogie molto strette con alcune opere dei Muranesi. Innanzitutto, se pensiamo al trittico con i santi dottori della Chiesa già presso la Scuola Grande della Carità di Venezia, troveremo un San Girolamo con tutta probabilità di mano di Antonio Vivarini che regge la Vulgata nella stessa identica maniera molto particolare con cui regge la Vulgata il nostro San Girolamo della Sacra Conversazione di Palazzo Soranzo Novello. Anche altre figure di santi dovute ad Antonio Vivarini che reggono oggetti, tipo alcuni santi di tavole della collezione Nevin di Roma, presentano lo stesso modo di tenere questi oggetti. Dovremmo forse dire che Andrea da Murano, le cui opere, la cui qualità di artista è fuori discussione, dovremmo forse ricordare, dicevo, che Andrea da Murano lavora a Castelfranco Veneto, tiene bottega a Castelfranco Veneto almeno dal 1489 al 1513. Tiene bottega qui nella Bastia, quindi non lontano da Palazzo Soranzo Novello, e con lui lavora un altro pittore muranese, Girolamo da Murano, il quale era figlio di Quirizio, che pure era un altro pittore. Quindi abbiamo a Castelfranco una scuola, diciamo così, pittorica muranese che lavora in modalità tali per cui alcuni degli aspetti che ritroviamo qui nella Sacra Conversazione di Anonimo di Palazzo Soranzo Novello potrebbe suggerire delle connessioni molto molto interessanti. Vediamo ad esempio un altro dettaglio iconografico che è veramente singolare, che è questo. Tra i muranesi, sempre sul finire, sugli ultimissimi anni del 400, si segnala Leonardo Boldrini. Leonardo Boldrini è appunto, come dicevamo, un pittore d'ambito muranese molto vivariniano, per così dire, e se andiamo a osservare una sua opera, che è la Madonna in trono col bambino, troveremo alla destra della Madonna, al di là dell'inquadratura architettonica decisamente vicina a quella della nostra Sacra Conversazione, ma troveremo un San Girolamo alla cui sinistra sta accovacciato un leone letteralmente identico a quello che sta accovacciato ai piedi del nostro San Girolamo. Oltre a ciò abbiamo un'altra opera di Boldrini che è una presentazione di Gesù al Tempio che sta a Venezia al Museo Correr, che per ductus compositivo delle figure umane è molto 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 vicina a quella di Castelfranco, alla nostra Sacra Conversazione. Ora, quali che ne siano le vicissitudini attributive, se quest'opera sia da avvicinare a Girolamo da Treviso, se sia da avvicinare invece al gruppo di pittori muranesi
che ruotava intorno ad Andrea da Murano e che lavorava a Castelfranco proprio sul fine del 400, per ora non possiamo dire. Torniamo invece al punto da cui siamo partiti, che quest'opera così importante per la storia, diciamo, della pittura di Castelfranco nel primo Rinascimento, e quindi anche, diciamo, nel brodo di cultura in cui si mosse il giovane Giorgione, e torniamo alla storia dell'oggetto fisico, laddove l'abbiamo interrotto, cioè a quel 21 febbraio 1962, quando la sovrintendenza autorizza lo stacco a cura del restauratore Mario Botter. Bene, il 16 giugno 1963, un anno circa dopo l'autorizzazione ai lavori, Mario Botter comunica di essere sul punto di procedere allo stacco dell'affresco e informa la sovrintendenza, così come la banca, che dopo lo stacco l'opera verrà trasferita a Treviso presso il complesso conventuale di Santa Caterina per procedere lì al fissaggio dello stacco su tela e al restauro che l'opera dovrà subire. I lavori di stacco e restauro richiedono circa 2 anni e nel 1965 il lavoro è concluso, viene riconsegnato a Castelfranco, alla Banca Popolare, e viene affisso nella grande hall della banca stessa, dove ci sono tutti gli sportelli. Se non che, dopo il fallimento nel 2017 di Banca Popolare di Vicenza, che aveva nel frattempo assorbito la Banca Popolare di Castelfranco Veneto, l'affresco sparisce nuovamente. Dopo tanti anni in cui l'abbiamo avuto davanti agli occhi, chiunque entrasse nella banca vedeva laddove ora, con l'iniziativa temporanea, abbiamo tracciato con un LED luminoso l'ombra che indica dove stava questo stacco di affresco. Bene, nel 2017 Banca Popolare di Vicenza fallisce e nel 2020 l'affresco viene prelevato e portato via. Chi è che fa la segnalazione, che nota questa asportazione dell'affresco? È ancora lui, il signor Mario Beraldo, che come nel 1961 ebbe il merito di attirare l'attenzione su quest'opera, così nel 2020 ha avuto il merito di riportare l'attenzione su quest'opera che se ne andava. L'opera è stata messa all'asta nell'ambito delle procedure di liquidazione fallimentare. Il comune di Castelfranco e il museo civico di Castelfranco, su stimolo e su indicazione di alcuni cittadini di Castelfranco, hanno dunque cercato di recuperare questo affresco, chiedendo l'intervento della sovrintendenza, e a seguito di una attenta istruttoria, l'affresco è stato da un lato dichiarato oggetto di interesse culturale particolarmente importante, secondo i dettami del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e poi dichiarato pertinenziale rispetto a Palazzo Soranzo Novello, il che significa che il suo posto non può essere che a Palazzo Soranzo Novello. Il comune ha ora completato tutte le complesse operazioni amministrative e burocratiche necessarie per il trasporto a Palazzo Soranzo Novello di questa sacra conversazione datata 1496, e a noi non resta che aspettare veramente qualche giorno per poter definitivamente ripresentare alla città quest'opera che è stata quindi recuperata e torna a Palazzo Soranzo Novello. Del resto, se il futuro di Palazzo Soranzo Novello è quello di diventare il museo civico della città, riavere innanzitutto una delle più antiche opere a fresco della città stessa non potrà che essere un valore aggiunto. Quindi la Sacra Conversazione a Palazzo Soranzo ritroverà la propria antichissima dimora, ma non soltanto. Per un museo le azioni di recupero di beni che nel frattempo si sono dispersi o si sono dimenticati non può che essere davvero che uno dei più importanti e principali doveri.